Battaglia Terme, un mese fa 200 case sono invase dall'acqua del Vigenzone, un intero quartiere allagato, una notte che quelle famiglie non dimenticheranno mai. Oggi siamo tornati in via Ortazzo, dove proprio 24 ore fa sono arrivati gli uomini del Genio Civile, che hanno tagliato la vegetazione, eseguito rilevazioni e sondaggi del sottosuolo per iniziare i lavori di consolidamento degli argini, almeno così sperano i residenti. È arrivato anche Genio a fare lavori, eccetera. Strano che sia arrivato subito dopo un mese che abbia già progetti, eccetera, per fare i lavori, e 4 anni fa non ha fatto nulla, insomma. È già perché la rabbia sta nel fatto che qui sono andati sott'acqua 3 volte in 4 anni. Ieri sera a Battaglia è nato un comitato alluvionati con lo scopo di unirsi agli altri comitati del Veneto. A Vicenza il più numeroso, a Bovolenta un centinaio di persone si è affidata a un avvocato e hanno presentato un esposto alla procura di Padova, chiedendo che indaghino se nel 2010 ci siano stati ritardi e colpe da parte degli enti pubblici. È evidente che la gente si preoccupa e vuole mettersi in parallelo alle amministrazioni e a chi deve intervenire, perché anche loro devono essere sentiti, devono controllare quello che viene fatto e che quello che viene fatto sia soprattutto utile. Il sindaco aveva stimato 5 milioni e 100 mila euro di danni, cifra che potrebbe essere anche superiore a Battaglia Terme. Molte speranze sono riposte nel sottosegretario all'ambiente appena nominato, la padovana Barbara Degani, ma tutto dipende dalla nomina del commissario. Stiamo aspettando che il governo nomini il commissario, perché se non viene nominato il commissario gli aiuti economici alle famiglie, alle aree esondate non arrivano, quindi questo è il punto principale. Intanto i cittadini hanno iniziato i lavori di sistemazione, sperando di non sbagliare documenti, fatture, pagamenti. Il pericolo è che la burocrazia bocci le loro richieste. Le case sono ancora umide, con le prese di corrente aperte per asciugarsi, con le porte che gonfie d'acqua non si chiudono più. In cucina, se volete venire, scusate il disordine, ma mi sono attrezzato con questo. Praticamente qua andranno delle mensoline con sopra le pentole. Il comitato chiede ad esempio l'abolizione dell'IMU, la zona è golenale, pure vincolata. Riduceteci almeno le tasse, dicono. Noi abbiamo chiesto se si può esentare l'IMU, togliere l'IMU, visto che è diventato un parco acquatico e che comunque con un disagio che abbiamo subito non è una cosa da poco, comunque si fa anche fatica a vendere. Le vostre case hanno un po' perso valore anche? Certo, penso proprio di sì, perché non so, una persona che si presenta a comprare una casa dice bene, ma questa è la famosa zona alluvionata.